Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sgomento, cordoglio a Varago di Macerata nel Trevigiano per la morte del 17enne accoltellato da un coetaneo. Vediamo il titolo del Gazzettino: omicidio di Macerata, 17enne accoltellato, l'urlo disperato della mamma davanti al corpo del figlio, voglio vederlo, 3 giovani portati in caserma, uno è stato arrestato. Ci collegheremo tra pochissimo con Christian Arboit, inviato sul posto. Ma vediamo i danni del maltempo, che sono stati molti, soprattutto in Polesine, soprattutto nella zona di Rovigo, nella provincia di Rovigo, ma anche danni causati dal maltempo, l'ondata di ieri sui colli euganei. Ci colleghiamo da Galzignano Terme con Anna De Roberto. Buongiorno, siamo nel comune di Galzignano Terme, nel Padovano, alle spalle di Federico Cibotto che ci sta riprendendo. Passa la strada provinciale 25 del Castelletto, che è la strada che collega Galzignano a Torreglia. Alle mie spalle invece c'è lo smottamento, la piccola frana causata dal maltempo degli ultimi giorni. La potete vedere, una frana importante perché è solo una delle prime frane che si sono verificate qui in questa zona, che è una zona purtroppo martoriata dai cinghiali che mangiano le radici, scavano buchi nel terreno ed è evidente che il terreno diventa più fragile, si infiltra l'acqua e quindi con le piogge di questi giorni questo è quello che succede. Ne parliamo con Gianluca Masin, consigliere comunale. Lei è delegato alle opere pubbliche e ha seguito in questi giorni la situazione qui a Galzignano Terme. Questa è una delle tante. I cinghiali sono un problema? Sì, sicuramente purtroppo i cinghiali da qualche decennio a questa parte hanno cominciato a infestare in maniera importante i nostri colli, il nostro territorio, e sta creando problemi al mondo dell'agricoltura in particolare. Comunque diventano un pericolo anche per la circolazione stradale e conseguentemente stiamo tutti attenti alla cosa. C'è un'azione importante in corso da parte dell'ente Parco Colli appunto per tentare di contenere il più possibile appunto il problema. Allora, cosa è successo qui? Come siete intervenuti e nel territorio il maltempo come ha colpito? Allora, in questa zona qua appunto c'è stato questo smottamento che state vedendo, si è intervenuti già nella notte tra mercoledì e giovedì e abbiamo provveduto appunto a liberare la parte della sella stradale che era appunto occupata dallo smottamento, si è messo in sicurezza appunto il fronte e quindi da questo punto di vista almeno questa zona è sistemata. Altre problematiche le abbiamo avuto nella zona di Val San Zibio, dove c'è stata una tracimazione di un canale che ha fatto interrompere la circolazione stradale in via Valli per alcune ore. Anche là la situazione è sotto controllo. Fortunatamente il tempo in questo momento regge, quindi c'è stato un po' di tregua, però sappiamo tutti che le previsioni non volgono al bello e si prevede altra pioggia anche prima della serata. Un'altra situazione che purtroppo sta creando problemi è un'interruzione di energia elettrica nella zona centrale del paese, zona via Pavaglione e poi salire verso Cingolina. Anche là purtroppo il guasto è più importante del previsto, sono all'opera i tecnici dell'Enel, però comunque in questo momento si sta tamponando il problema con dei generatori appunto che danno appunto energia alla zona. Quindi questo è il problema in questo momento, rimane il fatto che appunto pioverà per i prossimi giorni, pare per tutta la settimana. Avete degli strumenti per correre ai ripari o c'è solo il monitoraggio? Allora c'è sicuramente il monitoraggio che è fondamentale, abbiamo attivato il COC da ieri sera appunto, quindi siamo pronti a intervenire in ogni momento per qualsiasi situazione critica. Abbiamo comunque fuori sempre il nostro gruppo di protezione civile che è pronto a intervenire in ogni momento e per il resto appunto siamo in contatto con la prefettura, col centro meteo, con l'ARPA che appunto ci darà le indicazioni precise in caso di allerte particolari. Allora, vedete qui alle mie spalle tra l'altro c'è tutta la legna che è stata portata via dal manto stradale, dal terreno. Qui accanto a noi c'è un residente, lei è qui da 4 generazioni, quindi ha visto trasformarsi questi colli a causa dei cinghiali. Lei aveva delle colture qui? Sì, le colture i cinghiali me le hanno distrutte. Hanno distrutto quello che era il bello dei colli, perché c'erano massicciati in sasso, via tutte. Poi bastano di 4. C'era vino? C'era vino, facevano vino, piselli e tante altre cose. Quello che faceva bisogno alle famiglie di una volta, insomma, ecco, nella zona.
Adesso lei questa mattina sta rimuovendo gli ultimi... Ieri che sono qua a Minora stamattina sono qua presto per cercare di liberare anche perché mi piace tenere, perché poi dirlo mi vado fin cima a tutta questa falla qua. Noi mi venivo a provincia la seguiamo a me mi fioro, e non una volta, più parecchie volte, perché sono a vedere come sono messo. Quindi insomma anche i cittadini, avete visto, i cittadini sono al lavoro, no? Per cercare di gestire la situazione. Assolutamente, infatti le ringraziamo, perché ovviamente i problemi sono tanti e di conseguenza appunto loro sono sul fronte e sono i primi loro a intervenire anche nelle piccole criticità. Ovviamente il tipo di precipitazioni è sicuramente eccezionale, quindi è ovvio che comunque qualche disagio lo crea. Noi siamo pronti a intervenire in ogni momento e comunque ringraziamo i cittadini come il signor Francesco, che appunto si dedica comunque alla cura del nostro territorio, perché sono loro fondamentalmente quelli che ci permettono di continuare a tenere in ordine il nostro territorio di Galzignano Terme. L'abbiamo visto proprio qui da stamattina. Noi da Galzignano Terme restituiamo la linea nel nostro viaggio qui nei territori che in qualche modo sono stati colpiti dal maltempo ed evidentemente lo saranno anche nei prossimi giorni. Restituiamo la linea. Grazie molte ad Anna De Roberto da Galzignano Terme. Vediamo la protesta degli studenti che continua, questo è il titolo del Corriere del Veneto, il caro stanza e la manifestazione delle tende. Ora una stretta sugli affitti turistici, dice l'assessore regionale Elena Donazzan, che chiama in causa il proliferare di bed and breakfast che sottraggono appunto stanze e locali e appartamenti a chi vuole affittare a lungo termine e non il mordi e fuggi dei turisti, dei weekend e degli affitti brevi. Sentiamo cosa dicono sotto la pioggia battente di ieri gli studenti che manifestano a Venezia. È inaccettabile aspettare 3 mesi per trovare una casa fatiscente, per trovare un proprietario che non ti fornisce un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, perché non è possibile per le famiglie italiane supportare i loro figli che studiano in questa città a 600 euro al mese. Anche a Venezia, nella zona dei magazzini di San Basilio, gli studenti universitari hanno piantato le tende per protestare contro il caro affitti, nonostante la pioggia incessante. La situazione qui a Venezia, come nel resto d'Italia, per quanto riguarda la residenzialità studentesca, è disastrosa, con affitti inaccessibili e sempre più inaccessibili. Basti pensare che da quando è passata la pandemia sono in costante aumento e rispetto all'anno scorso sono aumentati del 13%, arrivando al prezzo d'affitto di 15 euro per metro quadro. A sostenere la protesta anche alcuni rappresentanti della politica locale e non, con un chiaro messaggio alla giunta Brugnaro. Una protesta più che giusta in una città dove i residenti calano e l'amministrazione è inerme. 7 anni di slogan e quando si è avuto l'opportunità del PNRR questa amministrazione ha deciso di investire in un bosco dello sport e non sulla residenza. La giunta Brugnaro, che è di centrodestra, sarebbe l'unica tra tutte quante che avrebbe la possibilità di approvare un regolamento che regoli il mercato delle locazioni brevi, perché grazie al lavoro dell'onorevole Pellicani, fatto nella scorsa legislatura, Venezia in particolare lo potrebbe fare e quindi potrebbe essere anche un modello di uscita e di risoluzione da questa situazione. Le richieste degli studenti sono chiare. La prima, che i fondi del PNRR vengano destinati esclusivamente a enti pubblici, escludendo i grandi gestori privati delle residenze come Campus e Campus X. La seconda, chiediamo che venga riattivato il fondo affitti che è stato tagliato proprio da questo governo. E la terza, vogliamo che vengano regolamentate le locazioni turistiche. In particolare qui a Venezia non accettiamo che spazi che sono studenteschi come le residenze private vengano affittati durante il periodo estivo a turisti. Chiediamo che venga convocato immediatamente un tavolo di coordinamento da parte della Regione con tutti e 3 i rappresentanti dell'ESU di Verona, Padova e Venezia all'interno della Regione con l'assessore Donazzan e che venga veramente fatto un passo avanti da parte della Regione per quanto riguarda il diritto allo studio. L'audio rovinato dalla pioggia che cadeva e che faceva questi suoni. Allora andiamo a vedere com'è andata la seconda notte degli studenti in tenda a Padova. Siamo tornati davanti all'università. A te la linea, Chiara.
Cena a base di pizza e poi seconda notte in tenda per gli studenti universitari che da mercoledì pomeriggio sono accampati sotto i portici del Bo, sfidando la pioggia e le temperature in diminuzione di questi anomali giorni di inizio maggio. Dopo le visite eccellenti di ieri, questa mattina a dare loro il buongiorno è stata la rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. Io sono con gli studenti, questa è una protesta assolutamente educata, silenziosa. Stamattina io sono stata dagli studenti perché appunto hanno le tende sotto il Bo e devo dire che si è sparsa in tutta Italia perché il problema abitativo sta diventando un problema abitativo importante. E io penso che a questo punto tutte le amministrazioni si devono mettere a ragionare, a riflettere per un progetto comune che vada poi a soddisfare le esigenze degli studenti, ma io non penso solo agli studenti. Se c'è carenza di appartamenti in locazione, questo riguarda anche le giovani coppie, anche i non studenti, per cui penso che vada affrontata in maniera progettuale. Il presidio continua, annunciano gli studenti che chiedono un intervento da parte del Ministero e della Regione. Il tema dell'abitare, della residenzialità è un tema prettamente regionale. Noi siamo qui, continueremo a stare qui, a dormire qui affinché la Regione possa una volta per tutte ascoltarci e prendere in considerazione le nostre istanze. Vediamo altri titoli, questi sono del Corriere del Veneto. A Venezia il parroco che si spogliava con i ragazzi l'aveva denunciato testimoniando ad un processo lo stesso cardinale, lo stesso Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, patteggia 1 anno e 4 mesi per adescamento. E poi torneremo tra poco a Varago di Macerata per, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, per l'uccisione dello studente 17enne, assassinato a coltellate dopo una lite tra giovanissimi. Un ragazzo è stato fermato dai carabinieri. Ciao papà, io esco, poi la notizia della rissa e la corsa fino al corpo del figlio. Gli amici dicono devono pagarla. Avremo tra poco il collegamento in diretta da Varago con Christian Arboit. Intanto andiamo avanti con la cronaca nera. Il 16enne ricoverato in neurochirurgia a Padova dopo un'aggressione in discoteca. Tra sabato e domenica notte ci sarebbero state 3 risse. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. 3 risse nella notte tra sabato e domenica all'Ostoria di Santa Giustina in Colle. Questo starebbe emergendo dai riscontri dei carabinieri sulle telecamere di videosorveglianza del locale dopo l'apertura di un fascicolo per lesioni gravi da parte della procura. In una di queste risse potrebbe essere stato coinvolto lo studente 16enne ancora ricoverato in ospedale a Padova dopo l'intervento d'urgenza domenica mattina per rimuovere un ematoma extradurale causato da un violento colpo alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovanissimo, arrivato nel locale con 2 amici, sarebbe stato aggredito da un altro gruppo di persone. Dalle parole si sarebbe passati alle mani. Ad avere la peggio il 16enne, colpito forse con un corpo contundente e una volta riportato a casa, soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118. La procura ha acquisito la cartella clinica del ragazzo, mentre i carabinieri continuano a sentire tutto il personale impegnato nel locale durante la serata che aveva portato nella discoteca di Santa Giustina in Colle 850 persone. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Ivano Dalle Fratte, sacrestano del Tempio della Pace di Padova, che era stato trovato morto in una canaletta a 2 giorni dalla scomparsa. Sarà l'autopsia eseguita in queste ore a stabilire le esatte cause della morte di Ivano Dalle Fratte, il 75enne sacrestano del Tempio della Pace. Annegamento o malore? Questo è il dubbio che vuole sciogliere la Procura di Padova, che sul decesso di Dalle Fratte ha aperto un fascicolo. Ben voluto e amato nella parrocchia a ridosso della stazione della città, Ivano Dalle Fratte era uscito di casa sabato scorso per andare a raccogliere bruscandoli senza più farvi ritorno. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato martedì in una canaletta alta appena mezzo metro tra via Longhin e viale dell'Elettricità. Nessun segno di violenza è stato riscontrato, ma la procura vuole capire le cause esatte della morte. Solo al termine degli accertamenti si potrà stabilire la data dei funerali. Altre notizie questa volta dalla Bassanese. Vediamo un furto a Cassola e poi anche l'arresto di un pregiudicato. Vediamo intanto il furto.
Ce l'abbiamo? Servizio furto cassola. Lo sveglia nel bel mezzo della notte e lui scopre che i ladri stanno svuotando una ditta di autotrasporti adiacente alla sua proprietà. È successo questa notte in via De Gasperi a Cassola, dove un residente ha scoperto un maxi furto in corso alla ditta di trasporti TM Marchiori, proprio grazie alle insistenze del suo amico a quattro zampe. L'uomo ha infatti sentito dei rumori provenire dal suo giardino, gli stessi che avevano messo in agitazione il gatto, e si è accorto che nella proprietà c'era un via vai di sconosciuti che utilizzavano le sue carriole per prelevare la refurtiva dal capannone della ditta di trasporti e depositarla in un furgone parcheggiato in strada. I visitatori notturni avevano tranciato un pezzo della recinzione per raggiungere il magazzino della ditta, dove il telo di un camion era stato tagliato per poter mettere le mani più facilmente sulla merce stipata nel rimorchio. Subito è scattata la segnalazione al 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri del radiomobile di Bassano, che hanno bloccato uno dei malfattori mentre tentava di scappare a bordo del furgone. I complici si sono dati alla fuga nei campi vicini e non è stato possibile acciuffarli. Nel cassone del mezzo c'erano molti scatoloni contenenti occhiali griffati rubati da un camion della Marchiori che avrebbe dovuto effettuare una consegna in queste ore. Il valore della refurtiva si aggira attorno ai 100.000 euro. L'arrestato è un 31enne di origini romene che è stato processato per direttissima al Tribunale di Vicenza e condannato a 1 anno e 7 mesi di reclusione più una multa di 400 euro. È già stato rimesso in libertà. E questo è il servizio di Ferdinando Garavello. A volte sono meglio gli animali domestici dei soliti antifurto. Tutto si deve fare comunque per difendersi dai ladri. Andiamo adesso in diretta da Varago di Macerata, dove c'è Christian Arboit, l'omicidio del 17enne ucciso a coltellate da un coetaneo. A te la linea, Christian. Sì, direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Mattia Pizzaia che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in via Don Minzoni, all'interno di questo condominio c'è la famiglia del 17enne ucciso ieri in via Primo Maggio, a qualche centinaio di metri da qui. Papà, mamma, fratelli che in questi minuti si stanno riunendo in preghiera con la comunità musulmana della zona, con gli amici più stretti, i conoscenti. Alcuni sono arrivati fino a pochi minuti fa, quindi è il momento della preghiera, del cordoglio, è il momento del dolore per questa perdita. Dal punto di vista invece delle indagini c'è un 18enne italiano in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, è il principale sospettato per la morte di Aymen, e poi ci sono anche altri 2 ragazzi che evidentemente si trovavano con lui, ragazzi minorenni. Quindi questa è la situazione. Rispetto a ieri sera c'è la formalizzazione ovviamente dell'accusa omicidio volontario, l'omicidio volontario di un 17enne in pieno giorno e in una zona centrale anche del paese, a pochi passi dalla chiesa, a pochi passi da un istituto scolastico. Ma io partirei, direttore, facendoti sentire le parole pronunciate pochi minuti fa ai nostri microfoni dall'avvocato Meneghetti, avvocato di fiducia della famiglia della vittima. Sentite l'avvocato. Ho incontrato il padre perché la mamma è comprensibilmente distrutta dal dolore ed è a letto e non riesce proprio a parlare. Il padre è più forte, anche lui ancora non ha ancora metabolizzato, si sta rendendo conto, il dolore sta crescendo di minuto in minuto, però è riuscito a darmi le prime informazioni necessarie per poter assistere in questi tragici momenti iniziali la famiglia. Lei ha capito cosa è successo ieri? Si parla di questa cessione di droga, di questa colluttazione? No, guardi, il papà nulla sa. Il papà sa solo che quando è uscito il figlio, un figlio che tutti descrivono meraviglioso, posso soltanto dire che mentre ero con il papà ha telefonato la preside
dell'istituto scolastico che frequentava il ragazzo, portando la solidarietà, e ho sentito dalla viva voce della preside dell'istituto quanto il ragazzo fosse un ragazzo impegnato nello studio, un ragazzo che tutti volevano bene e che mai aveva dato segno di una qualche forma di devianza. Quindi un ragazzo, naturalmente, ecco, la cosa che chiedo che va specificato, un ragazzo italiano, come sono italiani i genitori, perché sono qui da 22 anni i genitori, il ragazzo è nato qui, quindi sono italo-algerini, non algerini, sono italiani e quindi che hanno creato qui la loro vita e che sono ben voluti da tutti. C'erano familiari, amici dentro, amici italiani vicino, e ne parlano in modo meraviglioso della famiglia e soprattutto del povero Ayman. Ma Ayman conosceva i ragazzi che l'hanno aggredito? Ripeto, io ho parlato con il papà e il papà nulla sa di quello che è successo, e quindi comprensibilmente, oltretutto, man mano che passava il tempo riesce sempre meno a parlare, perché il dolore lo sta affliggendo, insomma. Quali sono i passi adesso da compiere da un punto di vista anche in questo momento io assisto la famiglia, naturalmente, la polizia giudiziaria farà le sue indagini, e mi pare c'è il dottor Romanelli che sta procedendo, e quindi sulle indagini non posso dire nulla. Penso che ci sarà un'autopsia, immagino, poi più di questo non posso dire. Eccoci direttore, queste le parole dell'avvocato, mentre vedi che continuano a uscire dalla casa i conoscenti, le amiche della famiglia, le amiche della mamma di Ayman. Prima non volevano parlare, quindi non insisto, come ti ho detto in corso in questi minuti c'è la preghiera del venerdì. Allora, direttore, hai sentito, no? L'avvocato che riporta di questa telefonata tra la preside della Besta, che tra l'altro stiamo sentendo, e i genitori. Era un bravo ragazzo Ayman, questo lo dicono un po' tutti, un ragazzo molto solare, vivace, che rispondeva sempre, che salutava con piacere anche i vicini di casa, e questo è il ricordo. Adesso vi faccio sentire le parole di alcuni coetanei, amici, compagni di classe. Ci sono delle affermazioni anche molto pesanti sull'escalation di violenza che stanno vivendo i giovani in questi mesi. Sentite. Eravamo in buoni rapporti e per quel poco che l'ho conosciuto mi sembrava un bravo ragazzo e di sicuro non si meritava tutto questo. A me sembrava un ragazzo molto allegro, sorridente, ogni volta che lo vedevo era lì che scherzava, era sempre amichevole. È il mio compagno di classe, siamo stati in classe per 2 anni assieme, per me era come un fratello. Abbiamo passato tutte le giornate assieme, sia a scuola che al di fuori, e non ci posso ancora credere. Vi siete fatti un'idea? No. Cosa sia potuto accadere? No, è un ragazzo tranquillo e tanto buono. Era un fratello per me, L'unica cosa che ho pensato appena ho visto la notizia è correre qua, capire che cazzo è successo. Volevo bene a lui, anche se lo conoscevo da poco, ma gli volevo veramente bene, come lui voleva bene a me. Aveva tanti sogni come io li avevo. Alla fine è un ragazzo normale come noi, che viene dalle popolari, che può avere la fame negli occhi e tutto. È sconvolgente, tutto qua. Siamo tutti sconvolti. Qui a Varago, a Macerata, ci sono magari delle formazioni violente? Ci sono stati episodi di violenza ultimamente? Per questo, sì, non solo in questa zona, sinceramente. È successo anche a Candelo più volte di scene violente, ma non fino all'omicidio, ecco. Ma ho visto cose violente anche dalle mie parti. Quindi cosa? Aggressioni, che cosa? Lì sì, soprattutto nei bar, soprattutto da gente ubriaca. Poi al momento, sinceramente, i ragazzini, anche quelli più piccoli, infatti sono dei minorenni coinvolti, non hanno più controllo, zero.
Ecco, hai sentito direttore, sono parole forti, era come un fratello, dice qualcuno, altri parlano di un clima rovente tra giovani e giovanissimi in tutta la zona. Certo, nessuno pensava ad un epilogo di questo tipo, all'uccisione di questo 17enne. Tra l'altro ti do un'altra notizia, perché mi dicono che appunto questo giovane era molto conosciuto fino al 2006 con la famiglia, aveva vissuto a Spresiano, quindi era poco più di neonato quando si è trasferito a Venturali di Villorba e poi appunto da qualche anno a Varago. Una comunità, quindi più comunità conoscevano questa famiglia integratissima, tra l'altro una famiglia italiana. Ha voluto sottolineare anche l'avvocato Meneghetti. Tra l'altro, ecco, proprio in questo istante mi arrivano le condoglianze, fa le condoglianze alla famiglia anche il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Ti sto dando appunto tutti questi aggiornamenti in diretta. In procura c'è la nostra Daniela Sizia che sta sentendo il capo procuratore Marco Martani. Ovviamente ti confermo l'accusa principale è quella di omicidio aggravato nei confronti di questo 18enne, omicidio volontario. Quindi questo è il quadro giuridico. Allora facciamo così, io ti saluto con Mattia Pizzaia, direttore. Prima però ti faccio sentire anche le dichiarazioni del papà che sono state confermate questa mattina. Questo ragazzo che è uscito di casa alle 2:30 del pomeriggio per non fare più ritorno. Quindi ritorniamo alle parole del papà pronunciate ieri sera subito dopo il riconoscimento del corpo del figlio, e dopo a voi la linea. Non lo so ieri, è appena uscito dalla scuola alle 2:30. Allora la sua mamma ha detto: dove vai? Vado a correre un po'. Dopo abbiamo chiamato, sono venuti 2 ragazzi qua a casa mia e mi hanno detto che guarda, tuo figlio le hanno coltellato. Non sapevo neanche se è morto. Adesso sono arrivato, ho visto che era morto. Mi dispiace, veramente non lo so. Come si chiama? Posso chiedere? Si chiama Ayman. Mi dispiace. Lei ha capito chi è stato? Non lo so, te l'ho detto, fino adesso non lo so niente. Io lo so che lui sempre esce, ha sempre fretta a uscire per con i suoi amici a giocare. Oggi ha detto che vado a correre un po'. Dopo mi ho sentito adesso, sono 2 amici sono arrivati a casa mia, ha detto: guarda, tuo figlio li hanno coltellato. Anche io stavo a letto, porca vacca. Non ha il momento per una persona. E dopo non lo so, veramente non lo so niente. Non lo so. Aveva problemi con qualcuno, suo figlio? Mai mi ha detto che ha problemi, non lo so, veramente non mi ha detto mai che ha problemi. Sempre sorridente, sempre ciao papà, sempre ciao mamma. Anche quando viene giusto, lui non beve niente, no. Però non lo so niente, veramente non lo so niente. Dove studiava? A Besta. Al Besta? A Besta, sì. Dopo niente, no, veramente non lo so niente. È il padre intervistato ieri da Christian Arboit. Avete visto una quasi freddezza nelle parole, è proprio la freddezza dello shock, dopodiché subentra in questi casi, dicono medici e psicologi, la consapevolezza di quanto è accaduto, il dolore, lo strazio, quindi davvero sono situazioni tremende. La vittima è un ragazzo italiano di seconda generazione, perché figlio di una famiglia algerina, membro di una famiglia algerina, e invece l'assassino 18enne è un italiano. Andiamo a Bassano Grappa, ancora cronaca con un pregiudicato, vediamo il servizio di Ferdinando Garavello. Clandestino e pregiudicato viene identificato dalla polizia e portato in un centro di permanenza per i rimpatri. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Bassano hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria della città del Ponte un cittadino marocchino di 24 anni, residente in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e già colpito da un foglio di via obbligatorio del comune di Castelfranco. Il giovane è stato accompagnato in commissariato, dove si è scoperto che era clandestinamente presente nel paese perché il permesso di soggiorno gli era stato negato dal questore di Vicenza. Il 24enne era infatti responsabile di detenzione e spaccio di droga, di porto d'armi, furti e rapine.
Entrato in Italia nel 2018, il giovane era stato denunciato nel 2021 per aver danneggiato, in preda ai fumi dell'alcol, la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Bassano. Nell'agosto dello stesso anno veniva nuovamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza nei confronti di una pattuglia della Guardia di Finanza che era intervenuta a seguito del furto di alcolici all'interno di un ristorante. Una volta fermato aveva scagliato contro la vettura dei finanzieri le bottiglie che aveva appena rubato, tentando poi la fuga. A partire dai primi mesi del 2022 il marocchino si era reso responsabile di una preoccupante escalation di reati dopo aver tagliato definitivamente i legami con la famiglia. Ed è scontro polemico e politico sempre a Bassano sulla questione della movida, cioè la musica alta nelle ore notturne alle feste di addio al celibato sul Ponte Vecchio. Accuse del consigliere comunale Vernillo alla sindaca Pavan, risponde indignato l'assessore Mazzocco che dichiara guerra a coloro che fanno questo chiasso nelle ore notturne. Vediamo. No allo sposo tamarro sul Ponte Vecchio. Dopo la decisione di aumentare a 500 euro la sanzione per chi viola il divieto di diffondere musica dopo le 23:30, l'assessore sceriffo Claudio Mazzocco alza l'asticella e ora dichiara guerra agli indecorosi addio al celibato. Assistiamo ad ogni weekend all'arrivo a Bassano di quelli che io chiamo tamarri, che si riversano soprattutto sul ponte degli Appini, monumento nazionale, e lì lasciamo immaginare quello che compiono. Sporcano, sbraitano e anche in maniera indecente a volte. Situazioni inaccettabili e per questo l'amministrazione ha deciso di incrementare i controlli antitamarro e di elevare sanzioni quando il limite della decenza viene superato. È il caso di uno sposo 34enne del Trevigiano che, accompagnato da una decina di amici, si è presentato sul Ponte Vecchio indossando un abitino rosso molto succinto e compiendo gesti indecenti. Per lui 250 euro di multa e una denuncia per aver dichiarato false generalità. Guerra ai tamarri e guerra a coloro che disturbano il sonno notturno con la musica. Sono arrivate moltissime lamentele, esposti e quant'altro, richiesta di porre un freno alla musica oltre le 23:30 in tutta Bassano, non solo il centro storico. Per questo ci siamo attivati. Decisioni che accendono e alimentano la polemica politica in città. Mazzocco rispedisce al mittente l'accusa sollevata dal consigliere Vernillo di aver fatto saltare il patto civico che, anziché sanzionare, prevedeva premi per gli esercenti che rispettano le regole. Se diamo i premi a chi rispetta la legge, la dovremmo dare a tutti quelli che rispettano la legge e non solo ai baristi. Il consigliere Vernillo ha detto che salta il patto civico, noi però nel frattempo avevamo ricevuto da prefettura e quest'ora il patto per la sicurezza, che alcune delle tematiche che erano nel patto civico ci sono, integreremo se eventualmente con quello che riterremo opportuno. Comunque non ci facciamo dettare l'agenda da nessuno, noi andiamo avanti per la nostra strada. E sempre sulla sicurezza vediamo cosa dice a Luisa Bertini, collegata da Vicenza, il questore Paolo Sartori, perché c'è un altro giro di vite. Vediamo. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del questore di Vicenza Paolo Sartori perché tutto è pronto, la macchina organizzativa e della sicurezza in vista dell'Election Day. Come vi siete organizzati? Ho firmato poco fa l'ordinanza che prevede l'impiego di circa 250 appartenenti alle forze di polizia, comprese le polizie locali, che dovranno appunto essere dislocati all'interno dei singoli seggi e una parte di essi verranno impiegati per la vigilanza mobile, quindi per servizi di controllo e di ispezione. Ovviamente parliamo del territorio provinciale perché saranno 9 comuni della provincia più Vicenza. Sì, in ciascuno di questi comuni sono stati predisposti dei plessi elettorali che saranno appunto vigilati sia dall'interno che dall'esterno. Ecco, tutto questo per garantire la sicurezza nelle operazioni di voto? Sì, assolutamente sì. Lo scopo di questi servizi di ordine e di sicurezza pubblica sono quelli di far sì che le operazioni di voto possano svolgersi nella massima tranquillità e garantire a tutti i cittadini di poter accedere ai seggi elettorali nella massima sicurezza. Ecco, quali saranno le forze di polizia coinvolte? Saranno polizia, carabinieri, guardia di finanza e le polizie locali. Oltre a ciò è previsto l'impiego in casi di emergenza che si spera non debbano accadere,
vedere, anche dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso. Ecco, io ringrazio il questore di Vicenza e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molto Luisa Bertini, al questore Paolo Sartori. Andiamo subito a Mestre, dove Ilaria Marchiori ci parlerà della partenza per la grande manifestazione di Milano di lavoratori e pensionati, manifestazione di domani. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio conto alla rovescia per questa manifestazione di domani a Milano, che prevederà la partecipazione davvero di migliaia di persone. Si è appena conclusa la conferenza stampa unitaria dei sindacati CGIL, CISL e UIL e dunque quello su cui si è posto l'attenzione è proprio quello che vogliono lanciare nel messaggio di questa manifestazione, ovvero precariato, sempre meno contratti a tempo indeterminato, il tema delle pensioni e centrale anche il tema dei redditi, vero Michele Zanocco della CISL? Sì, assolutamente. Inflazione, politica fiscale, pensioni, non solo sulle finestre di uscita ma sulla rivalutazione delle pensioni per i pensionati, il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli investimenti industriali necessari per sostenere il Paese, il supporto ai contratti nazionali a partire da quelli pubblici. Questi sono i temi che vogliamo discutere col Governo su tavoli che siano strutturati, che non siano solo dichiarati, ed è per questo che siamo in piazza. Siamo in piazza per chiedere la possibilità di sederci al tavolo e dare il nostro contributo a cambiare il Paese con le nostre proposte che al Governo abbiamo già presentato. Daniele Giordano della CGIL, solo da Venezia partiranno almeno 2000 persone. Quello che lei ha detto proprio poco fa è che non c'è un segnale di collaborazione da parte del governo nonostante il decreto del 1° maggio. Sì, il governo sta scegliendo la strada solitaria, non si sta confrontando con le organizzazioni sindacali su provvedimenti fondamentali, 2 su tutti, fisco e mercato del lavoro. Noi chiedevamo di essere ascoltati perché abbiamo delle proposte sulla riduzione delle tasse, sulla riduzione dell'IRPEF, come sul tema delle precarietà. Aumentare i contratti a termine o l'utilizzo dei voucher vuole dire rendere ancora più precario il mercato del lavoro per i giovani. Per noi queste sono scelte di merito sbagliate e con le manifestazioni siamo convinti che il governo debba cambiare idea e prendere atto che ci sono milioni di persone che chiedono di essere ascoltate e di avere un confronto vero governo-forze sociali. Una tematica centrale, Igor Bonatesta della UIL, è proprio quella che vede un ritardo dell'ingresso nell'età pensionistica e quindi di conseguenza anche dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. È una sorta di cane che si morde la coda. Noi abbiamo segnalato con le nostre richieste l'esigenza di mettere mani alla legge Fornero, modificarla in maniera definitiva e strutturale, perché se non acceleriamo, se non riprendiamo un percorso d'uscita delle persone che si avvicinano all'età pensionabile in maniera netta, veloce e seria, rischiamo di vedere i nostri giovani che inizieranno a lavorare adesso con meccanismi drammatici di contratti a tempo determinato, che peraltro sono stati anche allungati con la manovra del 1° maggio, e addirittura pagati con i voucher fino a ben 15.000 euro all'anno. Vuol dire togliere il posto di lavoro ad una persona part-time. Quindi noi riteniamo che questi temi siano fondamentali, perché accelerare l'uscita di chi si avvicina alla pensione e permettere ai giovani di entrare nel mondo del lavoro garantisce il futuro del nostro Paese. Se non è questo il momento, noi non riusciamo a capire quale possa essere. Il futuro passa da questa fase storica e noi ci siamo, e crediamo che questa mobilitazione, anche dalle risposte che abbiamo avuto dalle persone nelle assemblee, sia una mobilitazione che parte oggi e terminerà solo quando riusciremo a fare dei passi avanti davvero, altrimenti il Paese rischia di trovarsi al collasso nel giro di pochi anni. Se questi passi avanti non ci saranno, naturalmente i sindacati continueranno con mobilitazioni sul generis, di quella che si svolgerà domani a Milano. Ringrazio i miei ospiti Giordano Bonatesta e Zanocco, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti. Tanti problemi che riguardano aziende del Veneto, molte sono quelle che stanno anzi ottenendo ottimi risultati, soprattutto nell'Expo, però ce ne sono altre che hanno problemi di esuberi e di difficoltà di vario genere. Vediamo il servizio sulla Collant, una delle aziende che è in difficoltà. Vediamo.
Adesione totale dei lavoratori della Collant di Vigonovo e Maniago nel Pordenonese, una sessantina in totale, per la prima iniziativa davanti ai cancelli per chiedere all'azienda il rispetto dello spirito contrattuale sull'applicazione del premio di partecipazione. La multinazionale leader nel settore dei prodotti per l'agricoltura come insetticidi o autopicidi è Sana. Da anni stiamo chiedendo che ci sia un premio di partecipazione che sia adeguato ai risultati aziendali. Invece l'azienda ci sta imponendo di mettere dei valori che non sono raggiungibili. E quindi è come dire facciamo il premio ma non lo eroghiamo. Noi chiediamo all'azienda che rispetti il contratto nazionale, il quale chiaramente dice, sancisce che gli obiettivi devono essere valutati e concordati insieme alle organizzazioni sindacali per riuscire a portare a crescere l'azienda assieme, cioè i lavoratori con il loro sforzo e il loro sacrificio fanno crescere l'azienda ed è corretto che l'azienda riconosca ai lavoratori lo sforzo fatto. A lungo andare questo tipo di impostazione, dicono, ha penalizzato i lavoratori, mettendoli di fronte a parametri quasi mai raggiunti. Noi siamo contrari alla decisione unilaterale dell'azienda di decidere come erogare un premio di partecipazione senza volersi sedere al tavolo con le organizzazioni sindacali e magari trattare il giusto modo di premialità nei confronti dei loro dipendenti. Fino a quel momento i lavoratori continueranno con la mobilitazione anche nei prossimi giorni. E proprio sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, Stati Generali, oggi con Giorgia Meloni e il Papa si è parlato soprattutto di denatalità. Sentiamo cosa ha detto tra l'altro sulla famiglia Giorgia Meloni, che ha difeso anche le donne che sono spesso si trovano spesso a dover conciliare il lavoro e ovviamente il fatto di accudire poi i figli. Vediamo. Le migliori energie delle persone, delle comunità nazionali è la nostra scelta per rendere più forte l'Italia e ovviamente la famiglia è fondamentale in questo disegno perché non c'è energia più autentica di quella che la famiglia sprigiona. Noi vogliamo restituire agli italiani la certezza e l'orgoglio di vivere in una nazione capace di solidarietà e in grado di guardare al futuro, una nazione nella quale le persone abbiano voglia di fare, di mettere a frutto i loro talenti, di realizzare se stesse, di aiutare chi è realmente in difficoltà, una nazione che metta da parte quella paura e quel sentimento di malinconia che è stato descritto anche in un recente rapporto del Censis. La storia del popolo italiano non è una storia fatta di malinconia. La storia del popolo italiano è una storia fatta di grandi imprese, di creatività, di risultati che hanno impressionato il mondo e quella è l'Italia che noi vogliamo incoraggiare. Quella è l'Italia che noi vogliamo tornare a vedere e a vivere, nella quale vogliamo tornare a essere protagonisti. Vogliamo restituire agli italiani una nazione nella quale essere padri non sia fuori moda, essere madri non sia una scelta privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una nazione nella quale tutti, uomini e donne, riscoprano la bellezza di diventare i genitori, di accogliere, custodire, nutrire un figlio. Una nazione nella quale fare un figlio è una cosa bellissima, che non ti toglie niente, che non ti impedisce di fare niente e che ti dà tantissimo. Da tantissimo, tutto questo alla presenza del pontefice, poi vedremo di sentire anche le sue parole. Ha parlato di denatalità, Papa Francesco ha detto che non si può andare avanti con una società che non può mettere al mondo figli per problemi economici. Domani ovviamente silenzio elettorale, in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio, si vota domenica e lunedì. Noi saremo qui con la maratona elettorale che partirà ovviamente lunedì, andrà avanti ad oltranza. Vediamo ieri cosa ha detto Matteo Salvini, che è venuto a Treviso. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme, perché non ci siano governi che vanno, vengono, maggioranze che cambiano, cambi di poltrona, cambi di casacca. Quello ovviamente è un percorso costituzionalmente più lungo in cui crediamo. Alla fine di questa legislatura una Repubblica
federale in cui i cittadini scelgono direttamente chi li governa e per 5 anni quella è la squadra, quella è la maggioranza, penso che sarà qualcosa di positivamente rivoluzionario. E insomma queste erano, diciamo, le dichiarazioni di Salvini in vista delle amministrative. Tutti i leader stanno parlando, si stanno soffermando sulle difficoltà delle famiglie, tutti sono ormai disposti a aiutare gli studenti, a far calare gli affitti. Ci si chiede anche che cosa sia stato fatto negli ultimi 20 anni su tutto questo, sulla emergenza abitabilità, su tutto quello che è successo. Vediamo la storia drammatica di chi ha tentato di togliersi la vita a causa della pressione derivante da una vicenda tributaria che è stata considerata persecutoria ed è iniziata nel 2019, la disperazione del marito di questa donna che ha raccontato ai nostri microfoni la vicenda. Vediamo. Non mi vienono neanche le parole. Sii forte e affrontiamo tutto assieme. Così Giorgio, le lacrime agli occhi, la disperazione nel suo volto e tante domande a cui non riesce a dare una risposta. La moglie, titolare di una piccola azienda di carpenteria metallica a Mogliano, ieri ha tentato di togliersi la vita sotto il peso di una vicenda tributaria che l'ha distrutta. Tutto inizia alla fine del 2019, quando l'Agenzia delle Entrate avvia degli accertamenti fiscali. Nonostante gli accertamenti, noi abbiamo messo tutto a disposizione di quello che loro hanno voluto sapere. Non hanno trovato nulla di illecito e poi si sono accaniti su di noi. Ma scattano 2 procedimenti, uno penale e l'altro tributario. La donna, ci racconta il marito, viene assolta dal giudice perché il fatto non sussiste. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la ditta di Mogliano avrebbe messo delle fatture false ad un'azienda straniera che secondo l'accusa non sarebbe esistita. Azienda straniera che in un secondo tempo invece sarebbe risultata operativa. A un certo punto sono arrivate altre cartelle esattoriali da molti soldi, da 50.000 a 60.000, da 130.000 euro da pagare entro 30-60 giorni. Il giudice dispone sempre, secondo quanto ci riferisce Giorgio, la sospensione dei pagamenti, ma niente, continuano ad arrivare le cartelle. La donna cade in depressione. Purtroppo lo Stato si accanisce sempre sui deboli e questa è un'ingiustizia, questa cosa qui. Ora Giorgio spera che la moglie ricoverata in prognosi riservata riesca a farcela. No, io non pagherò mai niente di queste cose qua, perché io sono nel fatto mio. Se ho fatto un errore lo devono dimostrare, ma lo devono dimostrare con i fatti. Lo devono dimostrare con i fatti e più o meno lo stesso criterio che chiedono sia adottato dai genitori dei ragazzi e delle persone disabili, soprattutto dei bambini ai quali pare sia precluso l'accesso ai centri estivi. Vediamo l'appello disperato di genitori e organizzatori del servizio di Ilaria Marchiori. Ci siamo ritrovati a maggio, noi sia come famiglie di ragazzini con disabilità sia come organizzatori di centri estivi a scoprire dall'ASL che avremo come copertura di operatori sociosanitari di sole 40 ore. Ovvero 2 settimane e non più 6. Sono oltre 400 le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità residenti nei 17 comuni della Riviera, del Brenta e del Miranese che si troveranno così senza i centri estivi. La difficoltà di fondo è enorme, perché sia dal punto di vista delle famiglie che si trovano a ridosso proprio delle vacanze estive, che non sono 2 ma bensì 13 da sostenere e da organizzare per i ragazzi, ma famiglie che lavorano hanno necessità di sapere in anticipo come fare, e lo stesso che organizza i centri estivi, perché ovviamente ci avvaliamo di personale qualificato, di psicologhe che non possiamo di certo tenere in stand-by, ferme lì, finché l'ASL ci conferma se effettivamente ci aiutano o i comuni ci aiutano ad avere qualche settimana in più, per non parlare di quella che è la discriminazione nei confronti dei ragazzini che durante l'estate avere un mantenimento delle abilità acquisite durante l'anno è essenziale. I genitori hanno già avuto un incontro con le parti, ma non ha dato l'esito sperato.
La responsabile del SIS che ci ha detto che appunto a causa di una mancanza di operatori, quindi pochi operatori rispetto alle richieste basate sull'anno precedente, quindi un 150 richieste, ma quest'anno prevedono qualcuno in più, quindi pochi operatori, non si riusciva a coprire più di 2 settimane. Invece il presidente del comitato dei sindaci ci parlava di una difficoltà di budget e quindi di una difficoltà da parte delle amministrazioni di affrontare quell'ulteriore spesa che si era presentata da parte della cooperativa. Da qui l'appello ai sindaci. O ci date la possibilità di avere ulteriori settimane di operatori attraverso il SIS, oppure la nostra proposta è quella che ci veniate incontro alle famiglie che chiedono settimane in più, vengano dati degli aiuti economici singolarmente. Purtroppo non ce l'ha fatta il bambino di 2 anni che era stato coinvolto in un terribile schianto a Pasqua, era stato un incidente sulla Postumia, il piccolo Leonardo è morto, era stato ricoverato in terapia intensiva, purtroppo non ce l'ha fatta. Come siamo messi in regia? Abbiamo un'intervista, in regia intanto ci sono Tony Esposito e Andrea Basso, abbiamo un'intervista al procuratore della Repubblica di Treviso Martani, intervista di Daniela Sizzia sull'uccisione del 17enne di Varago di Macerata. Vediamo. Posso confermare che è stato arrestato un ragazzo di Treviso, dell'età di 18 anni, che in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essere lui l'autore del fatto e ha riferito che questo è maturato in un contesto di cessione di stupefacente. D'altra parte sul posto sono stati sequestrati dai carabinieri sia il coltello da cucina utilizzato per l'omicidio, sia dei quantitativi di hashish, quindi un panetto di circa mezzo etto e 9 involucri per un peso complessivo di poco meno di 9 grammi, quindi un involucro di circa 1 grammo l'uno, e una somma in contanti di 240 euro. Sono anche in corso, in parte sono già state effettuate le assunzioni di informazioni dagli altri ragazzi che erano sul posto. 2 erano venuti da Treviso, 2 minorenni venuti da Treviso insieme all'arrestato, e altri 2 del posto che invece erano amici della vittima e che hanno poi soccorso la vittima, cercando anche di praticare degli interventi di emergenza, ma senza alcun successo, perché le ferite erano mortali. Ecco. Il contesto in cui è avvenuto l'episodio è in corso di approfondimento da parte dei carabinieri e del pubblico ministero. Domani verrà chiesta la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia del GIP dovrà avvenire entro le successive 48 ore, quindi verosimilmente lunedì mattina. L'accusa, procuratore? L'accusa è di omicidio volontario. Mentre i 2 ragazzi sentiti ieri, per loro al momento non c'è nulla a carico. Al momento per i 2 minorenni che avevano accompagnato l'arrestato non ci sono imputazioni, sono stati sentiti come testimoni. Ecco, al momento del fatto c'erano soltanto il presunto killer. Sì, erano tu per tu, al momento del fatto erano tu per tu. Allora andiamo sul versante della sanità, perché pare ci possa essere un valzer dei direttori generali delle ULSS. Tra le ipotesi che vengono fatte in questo giro di valzer c'è anche quella del passaggio del direttore generale della ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza all'azienda Zero. Vediamo il servizio di Ferdinando Garavello. Carlo Bramezza in azienda Zero e Roberto Toniolo, direttore generale della base logistica della Sanità Veneta, al suo posto a Bassano del Grappa. E questa è l'ipotesi che emergerebbe in queste ore all'interno di una vera e propria rivoluzione dei DG delle aziende sanitarie del Veneto. Un valzer di posti e posizioni a cui starebbe pensando il presidente Luca Zaia, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto in un articolo pubblicato nell'edizione di questa mattina.
Tutto partirebbe dalla necessità di dare continuità all'ULSS Dolomiti in seguito alla scomparsa della direttrice Maria Grazia Carraro, per la cui sostituzione si fa il nome di Rosanna Zatta, direttore amministrativo già facente funzioni. Lo scambio più pesante però sarebbe proprio quello fra Toniolo, direttore generale di Azienda Zero, e Bramezza, DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Il primo era finito su Report, dove era stato diffuso il contenuto di un'intercettazione di una sua conversazione con Zaia sull'affaire Crisanti. Il secondo alle prese con una procedura di liquidazione del patrimonio per debiti contratti in una precedente attività estranea al pubblico con un'esposizione da 11 milioni di euro, è coinvolto nella vicenda che ha visto il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione bocciare la richiesta della Procura di interdizione dall'attività editoriale dell'ingegner Giovanni Iannacopoulos. Secondo il Corriere del Veneto ci potrebbe essere uno scambio anche su Padova, dove Paolo Fortuna dovrebbe lasciare il posto a Giorgio Casati. Servizio Ferdinando Garavello, restiamo sull'ULSS 7 perché raccontiamo la storia di Bruna, malata oncologica che non poteva prenotare le terapie a Trento perché appunto l'ULSS 7 non le fissava una data per una risonanza, e adesso dalla Bruna sono arrivati dei ringraziamenti a Rete Veneta. Vediamo. Non so cosa dirvi, vi ringrazio. Stamattina mi ho sentito il dovere di telefonarvi e dirvi abbiamo l'appuntamento. 7 luglio, ore 14:30, all'ospedale San Bassiano. Non è un semplice appuntamento questo per la signora Bruna, ma una data che rappresenta la speranza di potersi curare. Malata oncologica, operata nel 2022 per un tumore al cervello, Bruna deve sottoporsi a un controllo specifico eseguito solo in un centro di cura a Trento. Una visita questa fissabile solo dopo aver eseguito una risonanza magnetica, prenotata il 7 aprile scorso all'ULSS 7 Pedemontana. Io Bassano ho chiesto, guarda che almeno datemela 10, io voglio solo una data, non voglio che me la fate domani, voglio solo una data, avete tutto il tempo da darmi, ma non possiamo, non so, la mettiamo in lista d'attesa. E ho detto no, voglio solo una data, che mi date una data che io possa telefonare da Trento, che mi chiamino a vedere questa risonanza se è fermo o se si è mosso. Un dolore lancinante alla testa che la 76enne di Rosà fa sempre più fatica a sopportare. Una battaglia che Bruna combatte insieme al sostegno di suo marito ogni giorno. Una lotta contro una malattia che passa anche dalla speranza di una visita di controllo, oggi sempre più vicina. Avere la speranza di andare a Trento e farmi curare. Ecco perché è quello che voglio, io non voglio dopo il male che ho perché sono tutto il giorno a letto. Una storia commovente, quella della signora Bruna, che Rete Veneta ha seguito passo dopo passo, anche grazie all'abbraccio e all'aiuto concreto della nostra Mirella Tuzzato. Una storia che oggi forse trova un po' di speranza. Io ringrazio veramente Rete Veneta perché dopo tanti dolori almeno ho una soddisfazione. Mio marito telefona che mi fa l'appuntamento di poter andare a Trento. E se io non vado a Trento, sto sempre col pensiero che si abbia mosso, che non si abbia mosso. Vivo con l'ansia. Grazie, servizio di Sharon Di Carlo, l'intervista alla signora Bruna e la mitica Mirelluccia che ha aiutato migliaia di persone da quando è iniziata la questione del banco alimentare, insomma dei veneti schiacciati dalla crisi, e la trasmissione fortunatissima di Sveglia Veneti tutte le mattine con Mirella Tuzzato. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Grazie. La rivolta degli studenti per gli affitti troppo alti, ma in generale anche un problema per le famiglie con i mutui che ormai hanno raggiunto livelli astronomici, e anche l'emergenza abitabilità, gli sfratti. Ne abbiamo parlato anche in queste ultime edizioni dei telegiornali, anche ieri sera a Focus. Ne ha parlato questa mattina il Papa, il Pontefice, insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. C'è stato un problema di dress code, hanno detto alcuni giornalisti, la Meloni si è vestita di bianco come il Papa, vabbè, insomma, no. Non mi sembra grave, ma il Papa si è soffermato proprio sulla questione degli affitti. Sentiamo che cosa ha detto.
Semmai, come in questo tempo, tra guerre, pandemie, spostamenti di massa e crisi climatiche, il futuro pare incerto. Amici, è incerto. Non solo pare, è incerto. Tutto va veloce, eppure le certezze acquisite passano in fretta. Infatti la velocità che ci circonda accresce la fragilità che ci portiamo dentro. E in questo contesto di incertezza e fragilità, le giovani generazioni sperimentano più di tutti una sensazione di precarietà, per cui il domani sembra una montagna impossibile da scalare. La signora Primo Ministro ha parlato della crisi, parola chiave, ma ricordiamo due cose della crisi, Dalla crisi non si esce da soli, O usciamo tutti o non usciamo. E dalla crisi non si esce uguali. O usciremo migliori o peggio. Ricordare questo. Questa è la crisi di oggi. È una difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, casse dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti, sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica, perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni di disuguaglianze sempre più gravi. Così il Papa in questi stati generali della denatalità questa mattina a Roma. L'inquinamento da PFAS nella provincia di Vicenza, è stata messa in sicurezza l'ex Miteni, questo sito chimico, ed aperto un tavolo di confronto con il Ministero dell'Ambiente. Vediamo. La messa in sicurezza del sito chimico dell'ex Miteni all'attenzione del Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, tema caro alla salute dei cittadini che da anni ne chiedono la bonifica, che approda a Roma per la prima volta attraverso un tavolo di confronto in cui sono stati coinvolti più enti del territorio, Comune di Trissino, Provincia di Vicenza, Assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini e la senatrice trissinese Erika Stefani. Ha portato questo caso a una rilevanza nazionale all'attenzione del Ministero. Il Ministero si è impegnato fin da subito ad attivare un tavolo di confronto per capire tecnicamente quali possono essere le soluzioni che da parte loro possono venire incontro alle esigenze del nostro territorio. Penso che questa sia una cosa che avviene per la prima volta in assoluto e quindi siamo fiduciosi e felici che riuscire a fare squadra a livello territoriale, come ho detto, ai diversi livelli, tra cui anche la provincia, abbia portato a un primo risultato, che è questo importante tavolo di confronto col Ministero. Durante l'incontro si è discusso della messa in sicurezza del sito dell'ex Miteni perché si sblocchi la situazione, ha spiegato il sindaco, a salvaguardia della falda e della salute pubblica. L'obiettivo che ci siamo dati e che cercheremo di fare in tutti i modi nel più breve tempo possibile per cercare di dare risposte ai nostri cittadini è quello di velocizzare l'inizio delle mise, che è la cosa più importante in questo momento. Allora, torniamo al maltempo. Ci sono stati parecchi danni, soprattutto nel Polesine, allagamenti, alberi abbattuti, frane ci sono state in Val Brenta, abbiamo visto ieri nel Bassanese. Vediamo cosa ha detto il presidente Zaia nel titolo di questo giornale. Maltempo in Veneto, precipitazioni forti, attivata la rete di monitoraggio, ma per ora nessuna criticità, anche se ricordiamo cosa era successo nelle alluvioni del 2010-2012, era stato un disastro. Adesso, anche dopo la realizzazione dei bacini di laminazione, insomma del rafforzamento degli argini, la situazione è certamente migliorata, ma le precipitazioni non sono state così intense come altre volte. Vediamo, Chiara Gaiani fa il punto sul maltempo nella bassa padovana.
È in allerta da quasi 48 ore il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo, che sta cercando di far fronte agli allagamenti sul piano campagne tra i comuni di Masi, Castelbaldo, Piacenza d'Adige e Merlara. La situazione in queste ore è rientrata, le strade sono tutte percorribili, rimangono alcune criticità solo a Masi e Castelbaldo. Una quantità di pioggia tra i 130 e i 150 mm in poche ore ha messo a dura prova il sistema idrico. Le idrovore dalla mezzanotte di giovedì sono in funzione 24 ore su 24, con turni raddoppiati dei tecnici del consorzio che stanno drenando l'enorme quantità d'acqua caduta. A preoccupare adesso è il livello del Frattagorzone, tenutosi 168 cm, al di sotto della prima soglia di guardia, che è quella dei 170 cm. Le prossime ore saranno fondamentali. Il piano di emergenza è quindi funzionato e per ora i comuni possono tirare un sospiro di sollievo, una quantità d'acqua che sarà fondamentale per la gestione della risorsa idrica nella prossima estate. E Antonella Viola ha proposto un digiuno ad intermittenza, ma i pediatri non sono dello stesso parere, sostengono che il digiuno intermittente può essere pericoloso soprattutto per i bambini e per i ragazzi. Vediamo. No al digiuno intermittente e al salto dei pasti, soprattutto per i più giovani che cercano di diminuire peso. Ci deve essere invece un impegno per sani stili di vita. Lo scrivono 4 direttori del corso di laurea in medicina dell'Università di Padova, che il 22 maggio presenteranno a 800 studenti delle scuole superiori di città e provincia la Carta di Padova per la salute dei giovani. Il documento, pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Pediatrics, è stato condiviso da Eugenio Baraldi e Liviana D'Adalti del Dipartimento Didattico di Salute della Donna del Bambino, Michela Gatta di Neuropsichiatria Infantile e Giorgio Perilongo, direttore della clinica pediatrica. Soprattutto durante e dopo il periodo del Covid sono aumentati i disturbi alimentari negli adolescenti e in particolare disturbi anoressici potenzialmente molto gravi, spiegano i pediatri padovani. Il digiuno intermittente, molto in voga in questo periodo dopo che l'immunologa Antonella Viola ha raccontato la sua esperienza, è associato in modo scientificamente significativo, specie nelle giovani donne, a disturbi psicopatologici alimentari. Saltare la cena per 4-5 volte alla settimana, inoltre, corrisponde a deprivare una famiglia di un rito importante, qual è sedersi insieme la sera attorno alla tavola, con possibili implicazioni deleterie sui figli e anche sulla famiglia stessa, come scarso rendimento a scuola, ansia, comportamenti violenti e calo dell'autostima. Non cenare insieme, concludono i primari padovani, per aderire a diete che prevedono di saltare il pasto serale è il rischio di creare isolamento, senza educare invece ad una sana alimentazione. E andiamo a Treviso. Il coordinamento LGBT, in occasione della presentazione della 5ª edizione di Cupido Festival, risponde alla presa di posizione di Mario Adinolfi ieri a Treviso in tema di diritti della comunità. Anche quest'anno il coordinamento LGBT Treviso è in tutta la città per presentare una serie di 10 eventi che vengono organizzati appunto in concomitanza della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che sarà il 17 maggio. Quindi ci preme, come ogni anno, sensibilizzare la comunità cittadina e anche quest'anno abbiamo il piacere di avere il patrocinio del Comune di Treviso e anche dell'ULSS per un evento. Risponde così la presidente del coordinamento LGBT di Treviso alle provocazioni mosse da Adinolfi alla comunità nel giorno della presentazione della 5ª edizione del Festival Cupido, un cartellone ricco di appuntamenti dedicati all'arte, alla divulgazione e alla prevenzione, mostre fotografiche dedicate alla comunità LGBTQ+, presentazioni di libri, dibattiti con esperti sulle malattie sessualmente trasmissibili sono alcuni degli eventi in programma. Dal 14 al 20 maggio a Treviso Cupido Festival, una serie di eventi, alcuni ludici e divertenti come aperitivi, ma anche presentazione di libri, mostre, convegni sulle malattie infettive ed anche per la prima volta quest'anno una veglia alla parrocchia di San Giuseppe. Parliamo spesso di animali selvatici di questi tempi, gli orsi, i lupi, i cinghiali. A Trieste stanno parlando dei cigni perché qualcuno ha decapitato il cigno di Grignano. Vediamo il servizio della nostra redazione triestina.
sofferta segnalata agli esperti dell'area marina protetta di Miramare dalla società nautica di Grignano. L'animale giaceva adagiato sullo squero del porticciolo, a 1 metro di distanza una chiazza di sangue che indicava il punto dove presumibilmente all'uccello è stata mozzata la testa, proprio come riferito sul profilo social dalla stessa area protetta. Il cigno è un uccello piuttosto robusto, insomma, e anche sa difendersi, quindi averlo trovato senza insanguinamento né nulla, decapitato sullo squero, fa pensare al fatto che senz'altro una barca con un'elica non ne può essere, perché sennò c'era piumaggio sparso o altro, se fosse successo direttamente di a Grignano. Diciamo che la condizione anche di aver trovato il corpo totalmente senza nessun tipo di ulteriore contatto o colpo che abbia potuto prendere, cioè adesso noi propendiamo per una azione deliberata. Ecco. A recuperare la carcassa è stato il servizio veterinario di Asugi, passando poi l'incarico degli accertamenti alla forestale, nello specifico alla sezione di Opicina. La testa del cigno non è stata rinvenuta e dunque è probabile che sia stata portata via da chi ha compiuto il macabro gesto. Il responsabile rischia da 4 mesi a 2 anni di carcere secondo il codice penale, pena stabilita per l'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo. Servizio di Marco Stabile, che è il caporedattore della nostra redazione triestina di Tele4, e intanto a Venezia è stata presentata a Ca' Farsetti la settimana in onore di San Nicola, che dalla chiesa del Lido, dove sono custodite le reliquie, verranno portate a Pellestrina. Vediamo. Venezia riscopre la figura di San Nicola, patrono dei naviganti, e a lui si affida anche per una supplica di pace e per far cessare la guerra in Ucraina. Le spoglie del grande santo, venerate anche dagli ortodossi, sono custodite per metà a Bari, di cui è patrono della città, e per l'altra metà nella chiesa di San Nicolò al Lido. Domenica le reliquie inizieranno un viaggio verso Pellestrina nella chiesa di Ognissanti. Ad organizzare questo storico appuntamento l'associazione Insieme per San Nicola e i Cavalieri di San Nicola, con il coordinamento di Marina Faraguna, grazie alla collaborazione del Comune di Venezia e all'interessamento dell'assessore Mar, nonché il gemellaggio con la città di Bari. Ci sarà una prima tappa il giorno 14 di maggio, porteremo le reliquie di San Nicola dalla chiesa di San Nicolò del Lido alla chiesa di Ognissanti di Pellestrina. Le porteremo a bordo di un peschereccio. È una settimana in cui c'è la possibilità anche di riflettere come Venezia sia un luogo dove sono passati oppure sono ricordati tanti santi. 2 le diocesi coinvolte, il Patriarcato di Venezia e quella di Chioggia, 2 isole che insieme rappresentano la difesa della città dal mare. Sabato 20 il rientro al Lido con il momento clou. Per la prima volta ci sarà appunto le reliquie a Pellestrina e domenica 14 dove rimarranno una settimana, dove i cittadini, le persone potranno recarsi in chiesa di Ognissanti per la preghiera. Venezia, diciamo, recupera un santo, o quantomeno rispolvera un santo, perché in realtà metà San Nicola è sempre stato qua a Venezia. I veneziani lo chiamano San Nicoletto, come San Giacomo lo chiamano San Giacometto, e questa è la dimostrazione dell'attaccamento della popolazione veneziana nei confronti di un santo. E questo era Giovanni Giusto. Andiamo adesso a Caldogno perché è stata premiata ieri alla Camera dal presidente Luciano Fontana a Roma la mamma che ha donato un rene al figlio. È una bella storia, vale la pena di rivedere questo servizio che riguarda la premiazione di questa donna. Vediamo. Si riesce a passare ostacoli insormontabili, si riesce a fare tutto. È il messaggio di speranza di una mamma vicentina di Caldogno, Agnese Tassetto, che a ridosso della festa di tutte le mamme è stata premiata a Roma alla Camera dei Deputati per un grande gesto di generosità nei confronti di suo figlio Matteo di 24 anni. La donna infatti gli ha donato un suo rene nel luglio scorso, un intervento eseguito all'ospedale vicentino San Bortolo che ha permesso al giovane di ristabilirsi completamente
paziente, evitandogli la sofferenza della dialisi. Per una mamma un gesto di ordinaria generosità, afferma Agnese, premiata personalmente dal veronese Lorenzo Fontana, presidente della Camera, che intende così sensibilizzare tutti sull'importanza della donazione degli organi. Penso che sia giusto dare dei segnali positivi, no? Una storia di speranza, anche di tanta sofferenza, sì. Una storia d'amore e che chi meglio di una mamma insomma può rappresentarla, e quindi sono veramente orgoglioso di averli premiati. Loro si sono detti onorati di essere qui, non sono io onorato di avere questa storia, e come tante altre storie ci saranno sicuramente in Italia, dell'amore di una mamma verso il figlio. Sono stata contentissima, non ci ho pensato un minuto, ci ho messo l'anima per riuscire a farla e ringrazio solo il cielo, tutte le preghiere, tutti quelli che mi hanno aiutato, tutti i medici, perché sono stati fantastici, e se è per questo, per mio figlio, devo solo ringraziare tutti quanti. E ci sono anche premi per i giornalisti, ce n'è uno importante, il premio Parise, si terranno il 10 giugno al Teatro Mario del Monaco le premiazioni per il miglior reportage, è un premio giunto alla sua 7ª edizione, vediamo. È nato 7 anni fa, un'intuizione dovuta al fatto che abbiamo Casa Parise a Segareda, in un incontro con Antonio Barzaghi, abbiamo pensato proprio di creare questo premio che si è poi esteso al fatto che della scuola di reportage, molto importante, a cui crediamo moltissimo e che è cresciuta tantissimo con giornalisti di altissima qualità. Un premio che ha la peculiarità di essere sempre in linea con l'attualità. Un reportage sulla povertà, il vincitore di quest'anno. 2 premiati. Riccardo Iacona è un premio alla carriera, ma soprattutto al suo reportage di quest'anno dedicato alla povertà. Uno sguardo alla povertà che è considerata una colpa nel nostro paese e il welfare un costo. Un reportage che si svolge tra Napoli, Milano e Roma. Il secondo premio è un'idea della Camera di Commercio che da quest'anno sostiene il premio al Cucinelli, Brunello Cucinelli, tutti sanno che è la grande firma del Made in Italy, conosciuta in tutto il mondo, perché sa coniugare armonicamente produzione, impresa e valori umanistici. E la grande novità di quest'anno è proprio il premio dedicato all'impresa umanistica, riconoscimento sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno e riservato alle attività produttive che coniugano economia, profitto e valori umani. Atteso il premio per il reportage dei ragazzi dei licei della provincia di Treviso. Un'esperienza interessantissima anche quella di quest'anno, i ragazzi sono stati un po' travolti, coinvolti al massimo in questa esperienza che li ha visti protagonisti insieme a giornalisti, a grandi figure di giornalisti come Lorenzo Cremonesi, che ha permesso loro di avvicinarsi alla storia non attraverso i libri scolastici ma attraverso un testimone degli scenari di guerra. Secondo break pubblicitario e poi torniamo subito con la chiusura di Focus TG, a tra poco. È iniziata oggi la 3 giorni la Dunata Nazionale degli Alpini a Udine, ovviamente seguiremo soprattutto domenica in diretta con le nostre reti lo sfilamento. Andiamo subito a Bassano del Grappa dove Alex Giuliano ci racconta la partenza delle penne nere. Vediamo. Alpini in festa, e non potrebbe essere altrimenti, perché questa è la festa delle penne nere. E migliaia stanno partendo e molti sono già partiti dal Bassanese e dall'Altopiano per raggiungere Udine, lì dove storia, tradizione, impegno sociale e sano divertimento si abbracceranno per celebrare la 94esima adunata nazionale. Stamattina a Bassano 3 gruppi di Asiago, Stoccareddo e Camporovere hanno condiviso con noi una tappa del loro viaggio.
Siamo fermi qua a Bassano per il classico spuntino, partiamo, siamo 3 gruppi insieme, Asiago, Stoccaredo, il grande gruppo di Stoccaredo e Camporovere, insieme sarà una bellissima adunata, pioggia, non pioggia, noi siamo pronti, attrezzati e andiamo. Spuntino a Bassano a base di cosa? Soppressa e formaggio Asiago chiaramente. Scorte in abbondanza anche per eventuali scambi con gli alpini a Udine, sempre che a Udine le forme di Asiago arrivino, perché anche in viaggio la festa è tanta come la fame. Una 50 le penne nere in partenza questa mattina, giovani e veterani come Vittorio Pesavento, 86 anni. Una memoria storica, siamo in compagnia, pensate, di una penna nera che quest'anno festeggia 86 anni ed è carico, pronto per questa 94esima adunata. Senz'altro. Qual è il segreto per continuare ad avere tutto questo entusiasmo? A lavorare. Uno che lavora sta bene e uno che fa niente, siamo prima di andare militare, avevo mai visto il mare io. Caspita, ho fatto il campo estivo, ho salvato una persona perché ho fatto il corso di infermiere. Il ricordo va alle tante adunate vissute in prima fila. Le più belle a Bari, un'accoglienza numero 1. Se lei dovesse dire a un giovane cosa vuol dire essere alpino? Vuol dire tutto per la persona. È vero, sì o no? Essere un alpino è sempre un grande, una grazia per dire. Orgoglio e fierezza alpina al punto da presentarsi così. Lucio Spagnolo, anche sindaco di Rozzo. Anche sindaco di Rozzo, perché è più importante essere alpino. In questo momento è più importante essere alpino con questi amici per una grande festa che sarà una festa di amicizia, di allegria, di rispetto di tutti e sarà una festa tra noi con lo spirito alpino, perché siamo gente che siamo abituati a dare tanto durante gli anni della nostra vita, nelle strade, lungo le nostre piazze, davanti alle scuole per far passare i bambini a mezzogiorno, vedete solo alpini e allora una volta tanto lasciateci far festa come sappiamo farla noi. Allora la festa è già iniziata, gli alpini sono pronti a partire, non ci resta che dire viva gli alpini! Viva gli alpini, Rete Veneta è sempre vicina alle penne nere, un bel servizio di Alex Giuliano. Chiudiamo questa edizione ricordando il concerto di Red Caziano, un grande concerto gratuito per la sua comunità, un regalo che il bassista dei Pooh, il famoso bassista dei Pooh, dedica alla sua gente il 20 maggio a Silea. L'unico concerto da solo mio di quest'anno, perché non ce ne saranno altri, perché sono impegnato con i miei amici Pooh e quindi ha un valore immenso venire a casa mia, nella mia terra e cantare per la mia gente, bellissimo. Il 20 maggio alle 21 negli impianti sportivi di Silea, Red Caziano regalerà ai suoi concittadini lo spettacolo Stasera non sono solo in tour, concerto inizialmente in programma lo scorso settembre, poi rimandato a causa maltempo. Un appuntamento al quale il bassista dei Pooh non voleva proprio rinunciare nonostante i tanti impegni che lo vedranno nei prossimi mesi girare l'Italia per una serie di concerti con la storica band, e i suoi concittadini hanno risposto con grande entusiasmo. Pensate a 3.000 posti in 4 ore completamente sold out, proprio perché c'è un grandissimo affetto verso Red, per la sua storia, per la sua persona, per la sua empatia, e quindi davvero noi abbiamo anche raccolto dal territorio con una sinergia per poter rendere le cose possibili. Tante aziende sul territorio si sono rese disponibili anche ad aiutarci. In queste ore sono stati messi a disposizione altri 500 posti per un concerto che Canziano e Cendron ricordano essere gratuito dopo la truffa su Telegram con la messa in vendita di false tessere VIP a 1.200 euro.
Abbiamo bloccato tutto, ma sai, io ormai non mi stupisco neanche più di queste cose, mi fanno sorridere e mi mettono un po' di tristezza, perché c'è della gente che veramente si sta aggrappando a qualsiasi cosa per truffare gli altri. Una spiacevole parentesi che non rovinerà la grande festa che vedrà Red Canzian sul palco con la sua famiglia, la moglie Bea in regia, i figli Phil e Chiara cantare e suonare con lui per ripercorrere le tappe più importanti della sua storia di musicista. Faremo un concerto con quella musica che ha attraversato la mia vita, che mi ha fatto arrivare fin qua, per cui partiamo dai Beatles e arriviamo a oggi. E visto il successo per l'appuntamento del 20 maggio, Red Canzian non esclude che si possa replicare. Potrebbe diventare un'occasione annuale, per esempio, un po' un appuntamento annuale, no? Dargli un titolo. Adesso facciamo il primo e capiamo le emozioni che ci arrivano e su quello costruiamo un titolo che potrebbe essere un appuntamento. Con Red non ci sono limiti, questa è una cosa che abbiamo capito anche oggi in conferenza stampa. E ha ragione Rossella Cendron, sindaca di Silea. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e Andrea Basso e i nostri registi, e ci vediamo domani. Arrivederci.